vicino agli interessi della... Siamo in Piazza Leonora con Giampaolo Diana, un consigliere della Regione Sarda. Vogliamo chiedere a Giampaolo la questione che ha a che fare con il problema delle entrate. Qui ci sono i sindacati in piazza che rivendicano una sovranità e il diritto della Sardegna a poter avere le entrate finalmente autogestite. Bene, Giampaolo, tu che sei all'interno del nostro Parlamento sardo, cosa state facendo voi per poter fare un'azione forte nei confronti dello Stato italiano? Noi abbiamo intanto qualche settimana fa presentato una mozione che è stata discussa in aula proprio su questo tema delle entrate. Noi, come voi sapete, nel 2007 abbiamo riscritto l'articolo 8 dello Statuto autonomo della Regione Sarda. In quella modifica c'è un nuovo quadro di entrate. In buona sostanza in Sardegna devono restare circa i 9/10 delle entrate erariali compartecipate. Dovevano entrare a regime nel 2010, purtroppo siamo a settembre e il governo non ha trasferito ancora nemmeno €1. Noi abbiamo proposto al Presidente della Regione di mettere insieme tutte le forze politiche, le istituzioni, le forze sociali, così come sono presenti in questa piazza simbolica quest'oggi ad Oristano. Purtroppo, come vedete anche da questa manifestazione, mancano tutti i partiti del centrodestra. Questo vuol dire che noi abbiamo un Presidente della Regione e una maggioranza che governa la Regione completamente in un atteggiamento supino e subalterno nei confronti del governo. E quello che dispiace, che è drammatico, è che lo fanno su una materia che riguarda le risorse, perché non dimentichiamoci che quest'anno mancheranno 1.632 milioni di euro, che vuol dire il 23% del bilancio regionale. Questo vuol dire che i comuni non avranno le risorse per dare servizi sociali, non si potrà intervenire sugli ospedali, non si potrà intervenire sulle infrastrutture, eccetera. Purtroppo siamo in presenza di una regione che sta affamando la Sardegna e non vuole assolutamente far nulla per pretendere dal governo che ci sia dato quanto c'è dovuto. Perciò questo significa un ulteriore impoverimento della nostra terra e a discapito ovviamente di tutti questi servizi che stavi dicendo. Perciò ci vuole non soltanto una manifestazione come questa per poter dare forza al popolo sardo, ma probabilmente delle rivendicazioni ulteriori che vanno verso una sovranità vera del popolo sardo. Noi stiamo discutendo in questi giorni, completeremo questa discussione martedì prossimo in Consiglio regionale, e stiamo discutendo proprio della riscrittura dello Statuto. Noi non scartiamo nemmeno nel processo che si avvierà a partire dalla conclusione del dibattito martedì di pensare anche a una forma di indipendenza della Sardegna all'interno di uno Stato italiano federato con le regioni. Questo significherebbe per esempio riscuotere in Sardegna tutti i tributi e trasferire noi allo Stato nazionale quella quota che serve per mantenere quello Stato. E non il contrario come viene adesso, perché come viene adesso abbiamo dimostrato che chi governa oggi la Sardegna non ha l'autorevolezza di rendere esigibili le risorse che sono nostre e che purtroppo continuano a rubarci. Grazie. Tant'è vero che ad esempio sulla questione delle accise sulla Saras sappiamo che cancia in mezzo e sarebbe una cosa da risolvere velocemente. E anche altre. Certo. Grazie.